Va ora in onda la rassegna stampa. Da tempo immemorabile abitiamo, dissodiamo, lavoriamo, proteggiamo ed amiamo queste terre tramandateci dai nostri avi, attraversati e dissetate dalle acque dei nostri grandi fiumi. Uomini delle colonie padane, prepariamoci! Noi siamo convinti che la Padania libera ed indipendente saprà garantire un contributo decisivo alla cooperazione, alla tolleranza ed alla pace tra i popoli della terra. Noi quindi formiamo una comunità naturale, culturale e socio-economica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, morali ed economiche. La storia dello Stato italiano è diventata al contrario storia di oppressione coloniale, di sfruttamento economico e di violenza morale. Camicia verde, bandiera verde, cuore coraggioso, patrioti padani, prepariamoci! È mia ferma intenzione di impegnarvi in battaglia finché la Padania sia indipendente. Sembra di rivederlo ancora lì, all'entrata dello studio, che apriva la porta violentemente dicendo ma perché non si sente Radio Padania a Milano? Chiedeva informazioni sul ripetitore guasto. Tempi lontani ma neanche poi tanto. Ora Umberto Bossi riposa a poche centinaia di metri da casa mia, a Cassano Magnago, in provincia di Varese, nel cimitero. E questa domenica 19 marzo sarà un mese che Umberto Bossi non c'è più, ma c'è ancora, e come che c'è, e ci sarà il suo spirito domani, sabato, in questa grande manifestazione dei patrioti della Lega a Milano, in Piazza Duomo. Un cordiale buongiorno da Sammy Varin. È finito lo sciopero dei giornalisti, è finito. Possiamo ricominciare, non abbiamo mai fermato la nostra informazione, aderendo comunque certamente a questa protesta, perché i giornalisti è più da 10 anni che non hanno un nuovo contratto. E dateci 5 euro in più, e se non ce li danno, ce li date voi. Grazie agli ascoltatori che sostengono Radio Libertà con una piccola donazione sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona ora, con una semplice carta di credito. Date una mano alla radio più rivoluzionaria dell'etere, o anche, perché no, andando in posta, prendendo uno di quei moduli bianchi e scrivendoci conto corrente postale 3767 1294, intestato a Radio Libertà a Milano, come causale contributo volontario per quel Sammy Varin che ce la mena ogni mattina con la sua
Così dice che sia una rassegna stampa. Il buongiorno si sente dal Varin, ma naturalmente anche da Simone, che è più galvanizzato che mai oggi in regia, perché arriva Matteo Salvini alle 11. Vai. Alle 11 Matteo Salvini risponderà alle vostre telefonate allo 0292947222. Non fate i furbi, non ci si può prenotare. Noi siamo una radio in diretta, per cui dopo le 11, quando sentirete la voce di Matteo, ci sarà anche il nostro direttore Giovanni Sallusti a salutarlo, potrete cominciare a chiamare 0292947222, che è il numero per andare in diretta. Mentre quelli che vogliono inviare messaggi WhatsApp, solo WhatsApp, mi raccomando, lo possono già fare da adesso, nel senso che potete dare il vostro commento alle notizie del giorno, ma nello stesso tempo, se volete fare una domanda a Matteo, ci scrivete per Matteo Salvini, 2 punti, e scrivete la vostra domanda e noi tra le 11 e mezzogiorno gliela leggiamo. Il numero per il WhatsApp è 340 67 09 659, riservato naturalmente anche a tutti i colleghi giornalisti o professionisti, mi raccomando, che mi stessero ascoltando a quest'ora del mattino. Sì, col cazzo, quelli dormono, ragazzi miei. Si è ricominciato a lavorare, vi dicevo, quindi finalmente non sentiamo più sempre le solite 20 notizie su Sky TG24, ormai mi ero stufato, le avevo imparate a memoria. L'apertura del sito del Corriere nuovamente attivo è per il vertice dei volenterosi, anche voi siete un po' volenterosi, lo so, per Hormuz. Oggi c'è anche la Meloni live, l'ipotesi dell'invio di un dragamine e il doppio messaggio a Trump, quindi oggi si incontrano la Meloni, Macron, Starmer e Merz nel bunker. Perché nel bunker? Nel bunker perché è un posto romantico. Ma la notizia più importante, secondo me, è quella che comincia una tregua con l'Iran già cominciata, ma anche finalmente una tregua tra Israele e Libano, anche se si sparacchia di nuovo questa notte. Iniziata tregua di 10 giorni. E la nuova frase di Trump, signori, quella con cui dobbiamo fare i conti da oggi alla prossima, quindi tra circa 10 minuti. L'Italia non ci ha sostenuto, noi non la sosterremo. Qui c'è dentro tutto, perché non gli abbiamo dato Sigonella. Questa Sigonella non abbiamo fatto atterrare gli aerei, mentre da altre basi continuano avanti e indietro, eccetera, o per un atterraggio negato a Sigonella, ragazzi. Ma sembrano quelle donne, sai, che non te la danno neanche. Non ce l'hai mica solo tu. Non ce l'hai mica solo tu, Sigonella, ma quante Sigonelle ci sono in giro per l'Italia? A Ghedi è tutto uno Andrea, avanti Indrea. Santa polenta, non mi fate arrabbiare già a quest'ora del mattino. Mi fai una camomilla, Simone? Dai, che oggi sono un po' nervoso perché devo fare tante cose, anche sta cosa che potrebbero esserci, non ve lo dico finché non lo so per esattezza, ma ieri Cainarca l'ha spifferato, maledetto. Potrebbero esserci novità alla manifestazione di domani in Piazza Duomo a Milano per quanto riguarda il sottoscritto, ma io non ho detto non dico niente. Sono sempre sul sito del Corriere. Allora, notizia principale, quella della tregua, io sono contentissimo. Sotto c'è il Papa, mondo distrutto da una manciata di tiranni, miliardi per uccidere e non ci sono risorse per curare. Questa è la frase pesantissima del Papa, ma quest'oggi sui pochi giornali in edicola si parla anche dei voli, voli che non voleranno più. L'Europa ha carburante solo per 6 settimane. 6 settimane da raccontare proprio. Ci saranno cancellazioni, ok? Quindi è una cosa vera, noi la dicevamo come battuta, sì, e invece è vero. Questa era l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica, che ci sta ascoltando, ha messo subito una striscia rossa con il Fondo Monetario Internazionale che dice rischio recessione per l'Unione Europea
con l'inflazione al 5%. Questa è la striscia rossa del sito di Repubblica, bel risveglio per tutti noi. Subito sotto, naturalmente, al via il cessate al fuoco tra Israele e Libano, è stato Trump a dare l'annuncio, ma l'esercito libanese denuncia attacchi e si sa, si sparacchia sempre ancora un po' perché è bello voler esagerare. Sì, non ci sono altre notizie importanti e passiamo direttamente alla carta stampata, salutando naturalmente tutti gli amici che ci seguono in auto, soprattutto quelli qui a Milano sul ponte della Ghisolfa, ce lo facciamo anche stamattina, vai, un bel ponte, bello lungo e bello in coda, grazie al comune di Milano, certamente, che ha deciso di fare una comoda pista ciclabile nel poco spazio che c'è, togliendo spazio agli automobilisti che la devono pagare perché volete usare la macchina. Non la usate più adesso, cioè la usate ma state fermi lì in coda per almeno un'oretta. Ma sì, ce la farete anche quest'oggi ad andare al lavoro. Grazie Sala! E naturalmente se ne parla domani pomeriggio in Piazza Duomo, perché siamo in Piazza Duomo domani pomeriggio alle 15 da tutta Italia per parlare dei problemi di questa Italia e di questa Europa, perché ci saranno anche importanti leader europei a partire da Milano. Già. Per cui mi raccomando, portate il vostro problema sul palco della manifestazione dei patrioti domani in Piazza Duomo a Milano, perché questi problemi arriveranno anche al governo, arriveranno anche in Europa e bisogna risolverli. Siamo qui per quello, per dare risposte ai cittadini. Riprendere in mano il bandolo della matassa, dettare i temi della discussione pubblica. Ci siamo un po' ammosciati, Dopo sta roba che abbiamo perso il referendum sulla giustizia, l'avete notato anche voi, la Meloni si è un po' sgonfiata, è rimasta di merda, e come siamo rimasti di merda tutti quanti. Invece bisognava rilanciare subito. Oggi ne parlano anche alcuni quotidiani di questa cosa. Intanto però partiamo da qualche prima pagina, dai, anche perché oggi ci divertiamo in quanto ci sono pochi quotidiani in edicola. Ci va di lusso, nel senso che c'è stato appunto lo sciopero dei giornalisti perché ci danno una paga da fame. Adesso parla per te, Semi, è vero, qui ce la danno davvero una paga da fame, ma noi ci accontentiamo di quel poco perché ci piace tantissimo fare questo lavoro, almeno a me personalmente. Fare la radio e fare anche politica, cosa voglio di più nella vita? Un Cinar, possibilmente sul ponte della Ghisolfa, mi siedo in mezzo e bevo il Cinar. Allora andiamo sui quotidiani. Allora, questo in sciopero, quell'altro in sciopero, quest'altro pure in sciopero, che ci sono, ma guarda caso, i giornali di centrodestra, che vi leggerò approfonditamente. La Verità, il Giornale, il Tempo, sono tutti in edicola, anche il Libero, che è quello con cui partirò, perché ragazzi c'ha una notizia che lo avremo in diretta oggi alle ore 11, Matteo Salvini, e questa cosa dell'insulto libero a Salvini adesso non è più reato, è stato assolto Saviano. Stiamo calmi, mi fai un'altra camomilla, Simone? Grazie. Ok, ne parliamo tra poco. L'Unità, come ci dispiace, è in sciopero, il Domani pure, ma il Manifesto c'è. Questi comunisti non scioperano mai, scioperano sì, però dai, no, è cooperativa, sì, ok. Il Manifesto titola questa mattina L'ultimo ponte, ok? E fa vedere un ponte crollato. Siamo naturalmente nella guerra, in una delle tante guerre, in questo caso tra Israele e Libano. Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, titola oggi il quotidiano Il Manifesto. Trump festeggia e prova a salvare il negoziato con l'Iran. Ma per Netanyahu non cambia niente, bombarda l'ultimo collegamento tra il sud e il resto del paese e promette nessun ritiro
qui siamo e qui resteremo. Quindi il manifesto porta una sfiga della miseria. Abbiamo sentito che sono stati bombardamenti anche nella notte, ma noi speriamo che adesso anche Netanyahu rinsavisca e speriamo in un miracolo. Ma attenzione, sempre sul quotidiano comunista, il vostro quotidiano di riferimento, il manifesto, in taglio basso si parla di sicurezza, che uno degli argomenti chiave della manifestazione di domani della Lega. Sicurezza, insieme naturalmente alla pace prima di tutto e al lavoro. Perché sicurezza? Perché c'è un decreto che bisogna approvare entro il 25 aprile. Il decreto sicurezza, altrimenti puff, ghepi. E c'è qualcuno che non lo vuole, chissà come mai, così come molti non vogliono la manifestazione della Lega di domani. È per quello che bisogna esserci, ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno per contattare la sezione della Lega a voi più vicina o qualche amico leghista dicendo oh, tu vai alla manifestazione, e l'altro ma vabbè, tu cosa fai? Vieni che non sei neanche della Lega. E fa niente, ci vengo. Guarda che saranno moltissimi che non sono della Lega ma che dicono io voglio portare in piazza le mie idee per non cadere nella merda. Ok? Ci siamo quasi, ragazzi, nella cacchina. Quasi. Le portiamo queste idee per sopravvivere in un momento del genere nel nostro paese e in Europa? Le portiamo sul palco domani sabato alle 15 a Milano in Piazza Duomo? E allora Lega o non Lega, ragazzi? Forza, coraggio, senza paura, come dice il volantino che vedete da tutte le parti, anche su molti quotidiani quest'oggi. Contattate la sezione della Lega, l'amico leghista che ce l'ha sempre duro, e gli chiedete posso venire anch'io? C'è posto nel pullman? Perché mi guardi quando dico ce l'ha sempre duro? No, perché sono un esempio vivente, chiaramente. Simone che sa benissimo queste cose. Lo contattate, sai sicuramente un posto in pullman c'è ancora, ragazzi miei, e venite con noi. Pullman da tutta Italia che fin da questa notte partiranno persino dalla Calabria per portare gente a Milano in Piazza Duomo. E qui chiaramente su Radio Libertà ci sarà la diretta. Spero per pochi, spero che siate in pochissimi ad ascoltare la diretta che partirà domani 14:30, perché spero che siate in tantissimi a Milano in Piazza Duomo. Tornando all'amatissimo quotidiano Il Manifesto, perché titola Sicurezza, un decreto 1000 forzature? Manca appena una settimana per la conversione e l'opposizione promette battaglia. Siamo lì che hanno tutti le corna. Non vogliamo il decreto sicurezza, non vogliamo più sicurezza, sono tutti cattivi al governo, non vogliono più clandestini, poverini. Il decreto è stato licenziato lo scorso 24 febbraio, deve essere convertito dal Parlamento entro venerdì prossimo, pena la decadenza. Così ieri al Senato la maggioranza ha proceduto a tappe forzate per riuscire a votare tutti gli emendamenti ai 33 articoli già arrivati in aula senza relatore, perché la Commissione non era riuscita a concluderne l'esame. Ci sono volute quasi 11 ore di seduta, solo stamattina arriverà il via libera, poi il decreto volerà di corsa a Montecitorio, dove sarà incardinato in commissione già nel pomeriggio, avrà meno di una settimana per essere approvato. Forzatura su forzatura, il cortocircuito sui tempi lo ha creato la maggioranza, che in una gara a destra sugli emendamenti ha bloccato per 50 giorni il testo e ora rischia. Hai notato che scrive tutta sta pappardella Il Manifesto in prima pagina, ma non spiega assolutamente niente? Ma lo amiamo ugualmente. Alla base di tutto chiaramente ci sono cose importanti che riguardano la sicurezza, che riguardano le espulsioni, che riguarda chi occupa case, che è un argomento che sta molto a cuore a questi sinistrorsi, si dice così, non si stronzi, sinistrorsi, ok? Se volete comprate Il Manifesto, costa soltanto €1,50 ed è uno dei pochi oggi in edicola, quindi se andate dall'edicolante oggi avrà una faccia triste, sarà lì che ti vende anche, vuoi prendere
prendere una bambolina, una bambola gonfiabile, perché ormai vendono di tutto i giornalai e li abbracciamo chiaramente perché è una situazione pazzesca, nessuno più compra la carta stampata. E oggi però, visto che ce ne sono pochi, io un giornalino lo comprerei, se non il Manifesto, magari il Secolo d'Italia, che questa mattina apre con Israele-Libano è tregua. L'accordo dopo le telefonate di Trump con Aoun e Netanyahu, Meloni che dice notizia eccellente. Principale titolo oggi del quotidiano Il Secolo d'Italia. Ma io vi porto giù a vedere qualcos'altro, ve l'ho detto, sono pochi ma buoni i quotidiani oggi in edicola per lo sciopero. Naturalmente c'è Il Foglio. Ha perso in Ungheria, Siria, Venezuela, in Ucraina, gli serve Trump contro il cretino collettivo che continua a sostenere l'invincibilità di Putin. Chi sarà mai il cretino collettivo? Naturalmente a voi l'ardua sentenza. Le elezioni in Venezuela, l'Iran, la libertà e il ritorno a casa, parla Maria Corina Machado. E cambiando nuovamente quotidiano, tra i pochissimi oggi in edicola c'è ad esempio Italia Oggi, che è ancora sulla notizia non bellissima di Hormuz. Non passa nessuno. Questa è l'apertura di Italia Oggi. Le navi vengono dissuase solo con messaggi radio, ma per ora non è necessario sparare. Questa operazione impegna solo il 10% della potenza navale americana. Questa è l'apertura di Italia Oggi. Sole 24 ore, Nisba si sciopera e se tutti sciopero, ragazzi miei, sto guardando se riesco a individuare qualche cosa d'altro tra i quotidiani non economici. Il Riformista, dacci tregua, bello come titolo. Dopo le ripetute intemerate contro Meloni e Papa Leone, Trump annuncia un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano. Questa è la 10ª guerra che faccio finire, ma non cita Hezbollah. No. Lasciatemi anche ridere, chiaramente lo amiamo Trump, ma ormai bisogna prenderlo così com'è. L'opinione delle libertà, quel tentato golpe in Perù. Con il 92% delle schede scrutinate in 4 giorni, Rafael López Aliaga e Roberto Sanchez si contendono il secondo posto per il ballottaggio alle spalle di Keiko Fujimori. Aliaga, frodi elettorali in tutto il paese. Bene, insomma, si fa per dire, la rassegna stampa è finita. Un saluto da Sammy Varin. Non posso andare via, ok? Sono finite le prime pagine. Però, vi state svegliando. Sveglia, ascoltatori! Stanno arrivando tanti messaggi di insulto, penso, al 340-6709-659. Allora, tra poco ve li leggo. Chiaramente il tempo di passare alla prima pagina, secondo me più interessante, perché riguarda anche il nostro leader, che fu anche direttore. Mi ha sbattuto fuori, ma guarda, era da un po' che non mi succedeva. Il computer di bordo, quello che va cambiato grazie ai vostri 5 euro di contributo sul conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà. Vi dicevo, è stato anche direttore della nostra radio, Matteo Salvini, e il titolo del quotidiano Libero parla proprio di lui e parla di una cosa vergognosa, anche perché il soggetto in questione lo conoscete molto bene. Non c'è solo Matteo Salvini, ma ce n'è anche un altro che si chiama Saviano. Insulto Libero a Salvini adesso non è più reato. Incredibile, scrive Libero, assolto Saviano. Aveva chiamato il leghista ministro della malavita, ma lo scrittore se la cava ancora. Per i giudici la sua era una critica legittima. Già. Questo è il principale articolo che tra poco vi leggeremo sul quotidiano Libero, che parla naturalmente anche della manifestazione di domani. Centri sociali contro il carroccio a Milano.
anche il PD sarà in piazza. A million of lives. Life is a meeting with a million of lives, and the best meeting you do is that what you do with your life. And the best meeting you do is that what you do with your life, with your life. Life is a meeting with life. Life is a meeting with life, life. Yeah, 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 yeah. Life is a meeting with life, with life, with life, with life. Life is a meeting with life. Life is a meeting with a million of lives. Life is a meeting with a million of lives, and the best meeting with you two is that what you do with your own life, and the best meeting you do is that what you do with your own life. Si chiama Meeting, questo pezzo di Eleonora Del Grosso, il ritmo giusto per alzarsi dal letto, cominciare a ciabattare per casa, o il ritmo giusto per chi si trova sul ponte della Ghisolfa e sta molto lentamente andando verso il lavoro. Grazie Beppe Sala, grazie, lo ringrazieremo anche domani in Piazza Duomo alla manifestazione della Lega. Brava Eleonora Del Grosso, il suo progetto artistico si sviluppa attorno al pianoforte come elemento centrale, ma l'inserimento della voce in modo così delicato e non invasivo, con parte espressiva che arricchisce la performance senza mai sovrastarla. Punto di incontro contemporanea tra musica neoclassica, jazz e musica ambient. Cercatela sugli store digitali. Eleonora Del Grosso con
meeting, mentre sta salendo sempre più il palco in Piazza Duomo a Milano, si lavora già da ieri, ringraziando naturalmente gli esperti del settore come Bosatra che coordina i lavori e tanti amici che stanno dando una mano, tra cui certamente tanti anche che sentite, che ascoltate su queste frequenze. Giro di messaggi WhatsApp al 340 6709 659, complimenti alla Sardone, comunque la Sardone spacca, lo avete sentito nel promo che stiamo trasmettendo per la manifestazione di domani. E chiaramente ci saranno tutti, motivo in più per esserci anche voi in Piazza Duomo sabato pomeriggio, ci saranno tutti, ma dico tutti, i rappresentanti della Lega, compreso sindaci, amministratori, locali, regionali, nazionali, europei, insomma un bel casino. Non capisco come mai 10 anni senza contratto dai tempi di Renzi, ma com'è possibile? Da cosa dipende? Forse solo quando c'è il governo di centrodestra si possono rinnovare contratti. Luca da Mantova, a quanto pare sì, aspettiamo, noi giornalisti aspettiamo rinnovo del contratto, t'ho detto, 5 euro in più. Dateceli voi di Radio Libertà aiutando la nostra radio. Buongiorno Sammy, non un centimetro di retromarcia sulla manifestazione e la reimmigrazione per chi delinque. Reimmigrazione vuol dire che ritornano di nuovo qua. Remigrazione suona un po' meglio. Però, ripeto, non è il claim della nostra manifestazione, se lo sono inventati i famosi giornalisti in sciopero. Nel nostro volantino c'è scritto senza paura, in Europa padroni a casa nostra. Che questo voglia dire che chi si macchia di gravi delitti bisogna riportarlo nel loro paese è intrinseco, ma soprattutto è una cosa che succede da sempre. Semplicemente loro l'hanno tradotta, essendo ormai lo scandalo, il presidente Trump, ormai ogni cosa che dice, e tra queste cose c'era anche la famosa remigrazione, ha fatto paura, così tanta paura che quelli del PD se la sono fatta addosso, e ancora adesso, se per caso ti viene da pensare che chi compie un delitto deve essere rimandato a casa sua, no, non si può fare, razzisti, fascisti, tanto loro si proclamano gay e quindi ognuno c'ha la sua e noi ci teniamo. Gli immigrati gay, sarà un'Italia piena di immigrati gay questa qua, altro che remigrazione. Ma così mi impegnate tutta la mattinata, ma va bene così, dice Enzo. Sì, perché alle 11 arriva Matteo Salvini a rispondere alle vostre telefonate e quindi non potete andare da nessuna parte oggi. Siete ridicoli a raccontare bugie da 30 anni, non avete mai raggiunto nessun obiettivo. Sammy, il tuo naso, è il naso, è arrivato fino a Iseo, Pinocchio Docet. Marco, ma perché? Io dico solo la verità, giuro in giuretta, perché? Cosa ho detto che non va bene? Dico così tante cose che non me ne ricordo, ma non c'è proprio nessuno che condanna la gente di sinistra, possono fare e dire tutto, è vero Gian, l'abbiamo notato anche noi, soprattutto solo loro possono manifestare, rompere, sfasciare, eccetera, e dobbiamo essere schiavi di questi punca bestia che non mancheranno domani pomeriggio a Milano, compresi i pidini che faranno contromanifestazioni, perché la Lega fa una manifestazione. Da quanti anni è che non manifestiamo? E adesso lo facciamo proprio perché l'Italia ha tanti problemi e li vogliamo portare sul palco i vostri problemi. Io, fossi in voi, domani a Milano ci verrei. Secondo me le esternazioni di Trump sono ad uso americano, scrive Antonia. In effetti l'Europa non difende i nostri valori occidentali, anche la Chiesa si preoccupa più dei clandestini che degli italiani. Nei paesi anglosassoni esiste la divisione tra papisti e non, quindi Trump deve rendere conto del suo risultato sia agli uni che agli altri. Noi amiamo la Cina.
scrive l'Antonia. Ciao anche all'Antonia, tuffiamoci sul quotidiano Libero. Vi stavo leggendo la prima pagina, terribile, insulto libero a Salvini, adesso non è più reato, è stato assolto Saviano, ma anche Libano 10 giorni di tregua e Trump frena sul Papa. Meloni, tutti rispettino l'accordo. Ma sul quotidiano Libero di quest'oggi si parla di giornalismo. Ecco il curriculum gonfiato, anche la Salis ci casca, perché ha fatto dei video per la Samsung e allora si è proclamata giornalista. Sempre in prima pagina sul quotidiano Libero, sto parlando della sindaca di Genova, quando dici Salis bisogna specificare. Una giornata in sala operatoria, così ho visto ridare la vita. Bel racconto oggi con l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Infine, la domanda supera l'offerta di 11 volte, altro che paese al collasso, i titoli di Stato vanno a ruba. Siamo sul quotidiano Libero e allora lo sfogliamo insieme, dai, anche perché è uno dei pochi quest'oggi in edicola per lo sciopero dei giornalisti. Assalto al Carroccio, scrive a pagina 2 Libero, anche il PD si accoda a centri sociali e collettivi contro la piazza leghista. Contro di voi, cari amici, che avete deciso di arrivare a Milano domani pomeriggio. Milano città migrante, hanno detto, ragazzi miei, mi cadono le braccia e tutto il resto. I giovani demi in corteo coi professionisti del disordine. Facciamo vedere a questa marmaglia che la nostra città è antirazzista. Sarà presente pure una parte della diocesi. Rimango a bocca aperta. Gli antagonisti, uccidere un fascista non è reato. Se non sono intimidazioni queste, ragazzi miei, meno male che abbiamo scritto sul volantino senza paura. Massimo Sanvito, le piazze antagoniste si rimescolano ma non arretrano, anzi si gonfiano e rinfocolano la battaglia contro fascismo, razzismo, suprematismo, odio, repressione, segregazione, sessismo, di tutto un po'. Insieme a centri sociali e collettivi studenteschi, la crème della crème, dei professionisti del disordine, ci sarà anche una presenza della sinistra istituzionale, sì, i giovani democratici, ovvero il braccio giovanile del PD, che nel recente passato si è fatto notare per aver invitato esponenti filo a massa ai propri eventi. I piccoli dem si raduneranno oggi pomeriggio alle 14 in piazza Lima, non più come annunciato in largo Cairoli, non sbagliate mi raccomando, non lontano da dove Corso Venezia partirà proprio il corteo della Lega, diretto in piazza Duomo all'evento Padroni a casa nostra. Per lo spezzone Milano è migrante, si ritrovano i pidini, che insieme a quello pro PAL, ritrovo mezz'ora prima qualche centinaio di metri più indietro, e a quello antifascista, ritrovo in piazza del Tricolore alle 14, ve lo scriviamo nel caso vogliate andare, ma non è il caso, avrà l'obiettivo di accerchiare la grande manifestazione dei patrioti europei che vedrà sul palco leader sovranisti da tutto il continente. Io ribadisco e discoriba, si parte da Porta Venezia, il percorso è quello che fa la manifestazione della Lega, voi seguite il percorso, problemi non ce ne sono, perché sarà un percorso blindato, ok? Come sempre accade in tutte le manifestazioni, ragazzi, è normalissimo. L'appello del Sammy Varin, avendone fatta qualcuna, oltre che esperto di radio, sono ormai esperto anche di questo, e quello, certo, se avete bandiere della Lega, eccetera, durante il tragitto per andare magari per i fatti vostri verso Piazza Duomo, evitate di far vedere, perché c'è qualcuno che magari ne vuole approfittare per prendervi in giro, siete i fascisti, eccetera eccetera. Evitiamo queste cose. Io consiglio una bella bandiera del PD o della Palestina, portatevela dietro, oppure recitate 2 o 3 versi del Corano se qualcuno vi chiede qualcosa, e state sicuri che nessuno vi farà nulla, ok?
Sto scherzando, ragazzi, ma mica poi tanto. La Lega e i patrioti non solo saranno in Piazza Duomo col loro comizio sulla remigrazione, senti cosa dicono quelli di sinistra, ma cammineranno in corteo lungo il percorso che ogni anno vede protagonista la Milano antifascista. Cioè, ragazzi, cioè da Porta Venezia a Piazza Duomo fanno tutte le manifestazioni di questo mondo, cioè, perché la fa allora il corteo del 25 aprile non la deve fare più nessuno. Dobbiamo avere la carta d'identità dell'Ampi. Non dirmelo. Ce l'hai una tessera dell'Ampi? Oh, qui in Bellerio non ce l'ha proprio nessuno. Siamo nella merda, ragazzi. Arringano i giovani piddini. Stai a vedere, vedi, lo scrive anche Libero, che oltre ad Area C e Area B istituiranno anche Area 25 aprile, dove per passeggiare devi mostrare la tessera dell'Ampi. Appunto, non possiamo permettere che la memoria della nostra città venga infangata in questo modo. Non tolleriamo che Milano debba ospitare fascisti, razzisti, suprematisti e chi con questi valori insulta la Costituzione, continua il delirio rosso. E ancora, sabato saremo in piazza per far vedere a tutta questa marmaglia xenofoba che la nostra città è migrante, plurale, antirazzista, antifascista. Sì, fatevi una passeggiata a Milano, c'è proprio da stare tranquilli, veramente. Fuori fascisti dalla nostra città. Cioè, capite che se non siete di sinistra siete fascisti per loro. Questa è la cosa terribile. Toni più da occupazione liceale che da movimento politico, scrive Libero. Eppure non è tutto. Lo sproloquio dei giovani antidemocratici dà fiato anche alle bufale. Il comizio sponsorizzato dai leghisti di casa nostra invocherà il concetto di remigrazione, tirano di nuovo fuori, ovvero la volontà di rimpatriare e deportare non solo le persone migranti appena arrivate, ma anche chi addirittura è nato e cresciuto qui come ragazzi delle nuove generazioni. Già, i simpatici Maranza, che sono molto amati dalla sinistra perché ormai fanno squadra con quelli dei centri sociali, sono una cosa sola. Ovviamente una bugia bella e buona, visto e considerato che la stretta sull'immigrazione toccherebbe clandestini e delinquenti, specifica Libero, ma ormai tutto fa brodo ed è a gara a sinistra per chi la spara più grossa per delegittimare l'avversario politico. Oltre ai pidini ci saranno Ampi, Arci, sindacati rossi e pure la Casa della Carità, che dice: rifiutiamo repressione politiche securitarie, giù le mani dai popoli di Milano, la fondazione religiosa i cui garanti per statuto sono il sindaco e l'arcivescovo di Milano. Intanto, a poche ore dalla paralisi del centro della metropoli, lo zoccolo duro della galassia antagonista, i centri sociali Cantiere e Lambretta, già regolarizzato dalla giunta Sala, quindi tutto tranquillo, stanno alzando a dismisura il livello di tensione. Sui muri di Milano, oltre alle locandine che ricordano l'appuntamento di Piazza del Tricolore, si susseguono scorribande per danneggiare i manifesti della Lega, per imbrattare i muri con frasi che riecheggiano al passato buio degli anni di piombo. La nonna partigiana ce lo ha insegnato: uccidere un fascista non è reato, si legge sulla facciata del liceo Einstein. E poi via di Free Palestine e Milano Antifa con la anarchica. Riprendiamoci la città è lo slogan dei contromanifestanti. Per oggi pomeriggio all'Università Statale, laddove i cortei di domani dovrebbero terminare, i compagni hanno organizzato un controconvegno in cui discettare di centri per i rimpatri, femonazionalismo, è una malattia questo, femonazionalismo e remigrazione, le prove generali del doppio serpentone d'odio di oggi. Così scrive Libero, e per fortuna che c'è Silvia Sardone, è un bel riquadrone oggi con Fabio Fubini. Solo la nostra sinistra ha paura di parlare di remigrazione.
Domani pomeriggio la Lega sarà in piazza a Milano. Tra i temi che più hanno alimentato polemiche in questi giorni ci sono quelli legati al contrasto all'immigrazione e all'islamizzazione. Ne parliamo con Silvia Sardone, europarlamentare e vice segretario della Lega. Chiaramente domani pomeriggio a Milano dovete esserci per incontrare anche lei, Silvia Sardone. Onorevole Sardone, domani lei sarà in piazza per... Sarò in piazza come patriota per ribadire la lotta all'immigrazione clandestina, contro l'islamizzazione e per rivedere le regole del Green Deal e chiedere la sospensione del patto di stabilità europeo. Ma minimo, scusa, cioè per il Covid di tutto di più in un momento pazzesco come questo vogliamo far morire di fame gli italiani, quelli che trainano la baracca, che tra parentesi siamo noi del nord, un po' di razzismo italiota ci vuole. Le polemiche più feroci sono stati quelle sull'idea di remigrazione, scrive Libero. Vi hanno dato dei fascisti e dei nazisti. Lei che risponde? Che sabato non ci sarà nessun Remigration Summit, ma una manifestazione fatta di famiglie, di persone per bene, che ci chiedono di rimpatriare, questa è la traduzione corretta del termine inglese remigration, gli immigrati regolari e quelli che sono qui ma non vogliono integrarsi e delinquono. La sinistra non la pensa così, dice Libero. Sa qual è il paradosso? Che la sinistra italiana è l'unica che non vuole rimpatri. In Danimarca, Inghilterra, Germania e Austria, giusto per citare i principali governi in cui ci sono effettivamente queste cose, stanno stringendo le maglie sull'accoglienza e sulla concessione della cittadinanza. Sono qui da noi, il PD e i suoi alleati vogliono accogliere tutti indiscriminatamente, solo qui da noi. Lei è anche consigliere comunale a Milano, dove il PD ha chiesto di vietare la manifestazione, una cosa mai vista. È stata una cosa scandalosa, dice Silvia Sardone. In consiglio comunale, invece di condannare le manifestazioni dei centri sociali che devastano la città, se la prendano con noi. Addirittura il sindaco Sala è andato al tavolo della sicurezza con questore, prefetto, non per parlare dei guai di Milano sulla sicurezza, ma per capire se era possibile vietarci di manifestare. E ovviamente non dicono nulla sulle contromanifestazioni dei loro amici antagonisti. A proposito di questi, sono previsti 3 cortei. Siete preoccupati? Ma no, la nostra manifestazione sarà super sicura. I cortei dei centri sociali saranno ben distanti. Chi deciderà di venire in piazza non correrà alcun rischio. L'unica preoccupazione è per i possibili scontri con le forze dell'ordine nelle altre zone della città. Se succedesse, è chiaro che la responsabilità morale sarebbe della sinistra, che ha istigato gli antagonisti a scendere in piazza. Da Milano darete un messaggio anche sulla questione sicurezza in chiave elettorale? Chiede Libero oggi a Silvia Sardone. Certamente, risponde lei. In città il 55% dei reati è commesso da immigrati. Come non si fa a capire che i temi sono direttamente correlati? Dicendo queste cose non ha paura di passare per razzista come vorrebbe la sinistra? Ma quale razzismo, dice la Sardone. Guardi, anche oggi mi ha scritto un'immigrata e mi ha chiesto di portare avanti queste battaglie, perché le prime vittime di questa situazione sono proprio gli immigrati per bene, che vengono qui e vogliono non solo lavorare ma anche integrarsi. Poi c'è la questione dell'islamizzazione. Preoccupata? Assolutamente sì. Io vivo diversi giorni a settimana a Bruxelles e ci sono zone dove vige solo la legge della Sharia. Idem a Londra, dove ci sono quartieri dove è impossibile acquistare un vestito all'occidentale, solo veli anche per bambine. Io non voglio che il mio paese diventi così. A Milano ci sono già vie dove non si parla l'italiano e mercati dove l'unica senza velo sono io. Insomma, domani saremo in piazza per ribadire quello che siamo e parlare della difesa delle nostre radici. Signore e signori, è il caso che contattiate la sezione della Lega a voi più vicina o qualche amico leghista e chiedeteli: c'è ancora posto sul pullman? Mi scrive in questo momento Cassani, che saluto chiaramente, sindaco di Gallarate in provincia di Varese, e che mi ricorda proprio che ci sono ancora posti. Sì,
proprio sì, ci sono ancora posti per il pullman che parte da Gallarate, ma anche dalla Bergamasca, signori, quindi non vi resta che andare a cercare su internet Lega Bergamo, Lega Gallarate, contattare il vostro amico della Lega, andare sul sito legaonline.it o sul sito dei Patrioti e chiedere: voglio venire anch'io, c'è posto? C'è ancora posto? Partono pullman da tutta Italia, già da sabato mattina, anzi già da questa notte, per arrivare in Piazza Duomo domani, e domani ci si diverte. Salvini ministro della malavita, Saviano assolto dal tribunale. È una cosa pazzesca, però è così. E noi che questa cosa l'abbiamo vissuta da giornalisti per anni e anni, e sta menata della scorta che piagnucolava, mi vogliono togliere la scorta, dal suo posticino dove vive dall'altra parte del mondo, non gliel'abbiamo mai tolta la scorta. Salvini ministro della malavita, Saviano assolto dal tribunale, scrive oggi Libero a pagina 3 del titolo principale di questo quotidiano. L'autore di Gomorra aveva insultato l'allora titolare dell'Interno, denunciato lo scrittore, si era giustificato, era un riferimento letterario a Salvemini. Matteo, io lo querelo di nuovo. Già, Alessandro Gonzato con il richiamo fin dalla prima pagina, è per questo che abbiamo cominciato con il quotidiano Libero, perché lo mette proprio in primissima pagina, insulto libero, e però deve essere rivolto a Matteo Salvini, altrimenti è reato. In 4 interventi tra post e video, quegli atti, Roberto Saviano ha definito Matteo Salvini ministro della malavita. Era giugno 2018. Ieri, quasi 8 anni dopo, Saviano è stato assolto in primo grado dall'accusa di diffamazione mossa dall'allora ministro dell'Interno, che come oggi era anche vice premier. La decisione del Tribunale di Roma. L'autore di Gomorra, condannato in via definitiva per plagio, ha copiato 3 articoli riprodotti nel libro. Cosa ridi, Sammy Varin? Io rido, assolutamente. Ha giustificato il suo attacco citando lo scrittore Gaetano Salvemini. I professorini hanno una cultura, che usò mala staccato vita, secondo il giudice non un insulto, allo scopo di denunciare i metodi di Giolitti per conquistare il consenso al Sud, metodi definiti appunto della mala vita. Saviano al solito ieri ha fatto il cinema, genere tragicomico in cui eccelle. Al mattino ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha mostrato che si trovava nell'aula 13 della 6ª sezione del tribunale, e a corredo ha scritto: oggi processo Salvini, sono portato in aula da 8 anni dal vicepresidente del Consiglio, lo so è sempre straniante leggerlo, ma Salvini è vicepresidente del Consiglio, 3 punti esclamativi, l'intellettuale usa proprio 3 punti esclamativi, ci sarà sentenza, difendo con assoluta fermezza la mia critica con strumento salveminiano a uno dei peggiori dei politici italiani. Salvini non era in aula, l'ultima volta lo scorso 25 giugno quando si erano incrociati Saviano gli aveva detto vergognati, ce lo ricordiamo. Salvini si era limitato a un cominciamo bene, è un maleducato ma non è reato, vi ricordate la mano non data, non dà mano. Ieri subito dopo la sentenza Saviano ha ripartito la carica cercando di provocare la reazione del vice premier. Salvini per anni mi ha perseguitato letteralmente facendo campagne elettorali su di me, soprattutto lo ricorderete continuando a dichiarare che avrebbe tolto la mia scorta. Questa sentenza, ha continuato lo sceneggiatore napoletano, ci dimostra che lui aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan. Questa sentenza per me soprattutto va a sottolineare questo: voglio dedicarla a chi mi ha difeso, al mio avvocato Antonio Nobile, assieme all'articolo 21, a tutte le persone che in questi anni ci sono sempre state, poi la dedico a Gaetano Salvemini, perché oggi è stato tantissime volte citato e gli avrebbe fatto piacere di sentire che le sue parole mettono così tanta paura ancora oggi al potere. Mi fermo, ragazzi, ma Salvini ce lo abbiamo ospite questa mattina alle 11, quindi è meglio che se dovete uscire
usciate subito, usciate. Salvini mi ha perseguitato letteralmente per anni. Salvini mi aveva messo in conto di consegnarmi ai clan. Per Salvini l''ndrangheta era questione di dettagli, ragazzi. Paginone oggi, quest'oggi sul Quotidiano Libero, tutto quanto vostro da comprare, e chiaramente tra i paginoni anche questa, la pubblicità della manifestazione della Lega di domani, sabato alle ore 15 a Milano in Piazza Duomo, trasmessa in diretta ma solo per invalidi, cardiopatici, per chi ha grossi problemi fisici, anche un po' psicologici, in diretta su questa radio a partire dalle 14:30, ok? Quindi non vi perderete neanche un istante. Se poi andate sul sito di Radio Libertà c'è anche la diretta video, capito? Quindi godiamo ancora di più. Ma vuoi mettere la differenza? Esserci in Piazza Duomo domani ore 15? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in deciso aumento sull'Italia e ciò favorisce un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento sul nostro paese, con cieli anche spesso sereni al centro-sud, più nubi al nord, con isolati rovesci sulle Alpi. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se alcuni rovesci non sono da escludere anche sulle aree centro-meridionali tirreniche e sulle zone interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Quanti complimenti ragazzi per Roberto Formignani. Vi abbiamo fatto ascoltare praticamente tutto il suo album uscito i primi mesi di quest'anno. Questa era Sliding on the Blue Sunset, una ballata strumentale blues eterea e speranzosa dalle sonorità West Coast, estratta dal suo album uscito a gennaio. Roba buona che trovate sugli store digitali, ma semplicemente su YouTube. Per chi non è avvezzo ad internet, basta scrivere Roberto Formignani. Con il buongiorno, la voce di Sammy Varini rompe sulla vostra auto, sempre lì in coda sul ponte della Ghisolfa a Milano. Buongiorno, ma non ci si muove mica. Grazie sindaco. Anche di questo parleremo domani in Piazza Duomo, mi raccomando, voi milanesi, È il caso di esserci, ma lo so, ci sarete da tutta Italia, e saluto ad esempio Mestre, anche lì parte un pullman direzione Milano. Saluto la Valle d'Aosta, certo. Saluto la Puglia, la Calabria, le Marche, signori, l'Emilia Romagna, tantissimi pullman che da tutta Italia confluiranno in Porta Venezia, in quella zona da cui poi parte il corteo che arriverà fino in Piazza Duomo. Chiaramente, signori, chi non vuole fare il corteo, vi aspettiamo direttamente in Piazza Duomo domani. Noi già la mattina siamo lì, voi arrivate quando volete. Chiaro che poi ci sono quelli maniaci che vogliono essere sotto il palco lì a vedere da vicino gli ospiti. Intanto giustamente mi scrivono anche, ho citato prima il provinciale di Varese. Se mi ascoltate da Varese, che poi la culla della Lega, volete un posto in pullman, ce n'è ancora, nel senso che si è fatto un altro pullman. Scrivete a seg.provincialevarese @gmail.com. Lo ripeto, seg.provincialevarese @gmail.com. Se è troppo complicato, semplicemente mi scrivete e vi fornisco un numero di telefono. Casualmente ne posseggo molti. Facciamo un giro di whatsappini, dai, che poi vi ricordo alle 11 arriva Matteo Salvini, quindi se avete domande per lui scrivetemi il whatsappino al 340 6709 659 e poi io gli faccio la domanda, capito? Chiaro che apriremo anche le linee allo 0292947222, quindi potete parlare con lui. Sammy, te l'ho già scritto settimana scorsa, anche a Bologna dicevano che ci accerchiavano, non è successo nulla, tutti a Milano. È vero, c'ero anch'io a Bologna e ti ho detto, il bello di avere delle forze dell'ordine che sanno lavorare e che sei blindato nel corteo, quindi chiaro, al lato ci sono i punk a bestia col cane, wow, sono loro i cani, nel senso che fanno bau bau, eccetera. È chiaro che si sta nel corteo, capito? Non bisogna uscire dal corteo. Nello stesso tempo anche Piazza Duomo a Milano sarà sigillata. Dalle ore 12 domani la fermata Duomo della metropolitana sarà chiusa, quindi dovete arrivare prima di mezzogiorno, altrimenti chiaramente si scende qualche fermata prima, vi fate una passeggiatina senza tirare fuori il fazzoletto verde o la bandiera della Lega, ve lo devo anche dire, lo tirate fuori quando siete in Piazza Duomo, ci mancherebbe altro. Ricordate che siamo in una città islamica, quindi se imparate a memoria qualche frase del Corano è meglio. Chiunque vi ferma, voi fate finta di essere arabi islamici, possibilmente palestinesi, sarebbe l'ideale. Ho la vaga impressione che stiate soccombendo anche voi al verbo malefico che si sta diffondendo. Erminio, cosa volevi dire, ti prego? Il verbo malefico che si sta diffondendo. Qui si diffonde tutto, ragazzi miei. L'unica cosa rimasta di buono, posso essere santificato, è questa rassegna stampa dove cerchiamo ancora di sdrammatizzare. Vi metto sul tavolo le problematiche del giorno, cerchiamo di risolverle insieme, ma non vi faccio menate, panegirici, articoli lunghi e noiosi. Se Salvini
Salvini dovesse insultare Saviano, come finirebbe? Marco, se domani gli antagonisti ci attaccano, se ci difendiamo ci arrestano? Assolutamente sì, ma vai tranquillo, l'ha detto anche la Sardone, problemi non ci saranno, i problemi come al solito li avrà la polizia e di questo ci spiace. C'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Non dice niente, ritento, riprovo, ve lo faccio sentire più tardi. Cosa dici? Ricarica la pagina, guarda che figo, guarda lì, eccolo lì. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i Bravo, radioascoltatori, bravo, Giovanni da grazie. Bergamo. Leggo dalla stampa internazionale, Ma in stai particolare andando da El País, forte, aspetta non è che ti bergamasco neanche il milanesimo rallento. in spagnolo, Ti che la Spagna rimetto ha da acquistato capo, fermo lì. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori, Buongiorno. Giovanni da Bergamo. Leggo dalla stampa internazionale, in particolare da El País, che non è in bergamasco neanche in milanesimo in spagnolo, che la Spagna ha acquistato nel mese di marzo un volume record di gas dalla Russia. Mi sorge spontanea una domanda, ma gli unici che non possono fare affari con la Russia, ma siamo noi italiani, siamo solo noi. A me mi viene la vaga idea che tutti si facciano i benemeriti cavolucci amari loro, e gli unici che devono fare, come che li chiamavano, i compitini a casa, ecco, per ricordare quel famoso personaggio, gli unici che devono fare i compitini a casa, che devono dimostrare di essere, siamo noi italiani, che non possiamo farci i benemeriti fatti nostri. Buongiorno. Grazie per la meditazione. Vedi, un altro motivo per esserci domani ore 15 a Milano in Piazza Duomo. Ragazzi, lo so che ci pigliano per il culo dicendo ma voi siete al governo, fate una manifestazione contro voi stessi. Ragazzi, questa è la vera Lega, cazzo! La Lega di lotta e di governo. Dio mio, ma vi devo insegnare tutti quanti, dai, tutto quanto vi devo insegnare. La Lega di lotta e di governo è questa. Dobbiamo mettere sul tavolo i veri problemi degli italiani, i veri problemi di questa Europa, e domani Azzolina è un'occasione imperdibile. Ci sono tutti i leader europei di questa destra dei patrioti, quella che conta veramente, non quella di Vannacci il traditore, che salutiamo simpaticamente, certo. Ci dispiace tantissimo che tu non sia più con noi, perché sapevi sfiorare delle corde importanti, e va bene, hai voluto ricominciare da zero. Salutiamo anche tutti i celoduristi, certamente, che vogliono ricominciare da zero e gli piace così, al posto che fare squadra con noi. Per riuscire a cambiare le cose bisogna fare squadra, bisogna essere al governo. Lo so, quando sei al governo fai parte di una coalizione, non è così semplice, ma stare fuori ad abbaiare a cosa serve? Altro messaggio, signori, siete impazziti, lo so, ma è colpa mia, è colpa mia. Io potevo fare una rassegna stampa tranquilla, salve a tutti, oggi vi leggerò la prima pagina del Corriere, e mi hanno dato in mano questa cosa e mi sta sfuggendo di mano, hai capito? Che cosa hai in mano, Sammy Varin? Vado col messaggio che è meglio, senti. Sammy, buongiorno a tutti, sono Albino, salve. Buongiorno. Allora, io ovviamente appartengo ad un'associazione d'Arma, con la mia divisa sociale e tutte le varie cose. Mi arrivano le convocazioni, adesso mi arriva la convocazione per le manifestazioni della Festa della Liberazione, il 25 aprile. Allora io vado a guardare, interverranno Zanza, Ampi, no. Io mando la comunicazione, come faccio sempre, fino a che interviene l'Ampi, io, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, cosa diavolo è, voglio manco la voglio sentire nominare. A quel punto lì io non partecipo, mi spiace. Adesso non sto ad elencarne i motivi perché ce ne sono tantissimi. L'AMPI è un'associazione totalmente anacronistica che dovrebbe essere cancellata. È come se oggi, quando ero ragazzino io, parliamo di 60-70 anni fa, esisteva ancora l'associazione dei Reduci d'Africa. È scomparsa, perché? Perché Reduci d'Africa non ce ne sono più. Allora, che cavolo deve ancora stare in piedi questa associazione quando ad un certo punto di partigiani non ne esistono più? Chiaro? E adesso non voglio entrare nei particolari, vi saluto e ciao.
Non sono d'accordo, perdonami, non sono d'accordo, ragazzi. L'ANPI è quella che ha organizzato incredibili pastasciutte antifasciste, in cui ho mangiato, bevuto come non mai, Poi quando avevo finito, prima di iniziare a scappare, urlavo: sono anch'io fascista, e scappavo via, no? Perché se non sei di sinistra sei fascista per loro, raga. Che mangiate di pastasciutte antifascista, ragazzi miei. Dai, ridiamo un po', perché in questa valle di lacrime, ragazzi, per fortuna c'è Sammy Varin. Stai tirandotela troppo, hai notato, Sammy? Hai ragione, Simone. Libero, sono ancora su Libero, una coalizione per Hormuz, vertice a Parigi con Meloni. Summit oggi, bastardo, scusate, ma computer di bordo, perché si è ricordato che sto leggendo un giornale non comunista, conto corrente postale 37671294. Lo so che ci state dando una mano, grazie a tutti coloro che ci fanno un versamento. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà Milano. Una coalizione per Hormuz, oggi il vertice a Parigi con Meloni, summit con Macron, Starmer, Merz, decine di leader collegati, confronto su come difendere lo stretto dopo la firma sulla tregua, senza sfidare Trump. Quindi ci sarà da sminare, ci sarà da lavorare dopo la firma della tregua, perché altrimenti vuol dire entrare in guerra. Però qualcosa si sta muovendo. Abascal sarà anche lui domani sul palco in Piazza Duomo. Ha detto: Giorgia una grande patriota. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha difeso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli attacchi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendola una donna coraggiosa che sta difendendo gli interessi del proprio paese, e chiaramente non possiamo che essere felici di questa cosa. Santiago Abascal sarà anche lui sul palco della manifestazione della Lega di domani, sabato, ore 15 in Piazza Duomo, insieme a Einars Slesers, Afroditi Latinopoulou, Andrei Babis, Johan Bardella, Viktor Orban, Geert Wilders, André Ventura, Martin Helm, Tom Van Grieken e Udo Lambauer. E mi scuso per le pronunce, cercherò di migliorarle. Libano, 10 giorni di tregua, grazie al pressing USA. Meloni, tutti lo rispettano e Trump frena sul Papa. Anche questa è una notizia positiva con cui ci siamo svegliati quest'oggi. 10 giorni di tregua anche tra Israele e Libano. L'effetto boomerang in Iran: lo stretto bloccato costa $500 miliardi al giorno, scrive a pagina 7 oggi Libero. Mostruosa conta dei danni per il regime tra mancato export e import, la leadership frustrata per il fallimento del piano di riscossione delle entrate attraverso Hormuz. Come pagheremo gli stipendi? Ne parla quest'oggi Libero a pagina 7. Giro di nuovo la pagina. L'emissario di Trump ora imbarazza Conte, le accuse del Financial Times. Il commensale del leader 5 Stelle si vanta di essere una macchina da soldi da 20 miliardi in 20 minuti. L'avvocato del popolo fa la morale a tutti. Potete divertirvi a leggere anche questo. Ripeto, oggi ci sono pochi giornali in edicola, quindi bisogna stare su questi pochi. Guarda caso, è un caso, quasi tutti di centrodestra. E poi ce n'è anche per la sindaca di Genova, pagina 10 di Libero, il curriculum gonfiato. Sul sito del comune di Genova, Salis, alla voce giornalismo, mette i video per Samsung, che ce l'abbiamo tutti quanti, un televisore Samsung, ragazzi. Oddio, non sarà mica un televisore comunista pure quello. Nel 2016 Silvia era infortunata, dovette saltare i giochi, ma venne inviata a Rio de Janeiro dal brand Samsung per produrre contenuti social. Questa esperienza compare tuttora nel
curriculum ufficiale dell'attuale primo cittadino di sinistra. Si ride e si scherza naturalmente, però insomma cerchiamo di scoprire meglio quella che sarà la prossima Presidente del Consiglio. Elezioni in Campania e Puglia, il campo largo è già in frantumi, le amministrative di maggio, ma che interessa a me, in taglio basso, che succede in Toscana? Il centro rimpatri che si vuole fare a Massa nella zona. Lega all'attacco sul CPR in Toscana, i compagni boicottano il governo. Non si placano le polemiche sul nuovo CPR che il governo vorrebbe aprire in Toscana, più precisamente ad Aulla, in provincia di Massa. La Lega, con i deputati Andrea Barabotti e Andrea Crippa, coordinatore del Carroccio in Toscana. Il CPR è una struttura destinata a persone che non hanno titolo per restare in Italia e per le quali è stato disposto il rimpatrio. Il PD, opponendosi al CPR in Toscana, cerca di boicottare il governo, i rimpatri e costringe le forze dell'ordine a lunghi trasferimenti fuori regione, sottraendo tempo e risorse al controllo del territorio. Ma sapete che la Toscana è praticamente l'unica regione che li lascia liberi i clandestini, liberi di scorrazzare e fare quello che vogliono, soprattutto a Firenze. Sapete che ogni sera succede qualche cosa. Sappiatelo, chiaramente è un motivo in più, signori, anche dalla Toscana, per alzare il culo dal divano ed essere presenti domani pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. Poi, ve l'ho detto, per invalidi civili, cardiopatici, per cagherelle improvvise, siamo in diretta su Radio Libertà a partire dalle 14:30, quindi in tutta Italia ci potete ascoltare. Chiaramente, signori, è un po' di coraggio, abbiamo scritto sul volantino, senza paura, siamo a manifestare in Piazza Duomo perché vogliamo cambiare questa Europa, la vogliamo rifondare e vogliamo che questo governo si metta un po' di pepe in culo. Sì, scrivete pure così, cari colleghi giornalisti professionisti. Ce lo mettiamo un po' di pepe in culo a questo governo che si è sgonfiato. Sì, la Meloni si è sgonfiata dopo aver perso il referendum. La rigonfiamo un attimino, tutti quanti. Vogliamo fare il tifo per i nostri territori, per la nostra gente, per i nostri agricoltori. Decine di trattori saranno in piazza, anzi in corteo, saranno quelli che guideranno il corteo che da Porta Venezia alle 14 partirà e andrà in Piazza Duomo. Santa polenta, che pazienza però, E bisogna essere un po' cazzuti, tirare fuori il cazzim. E parliamo anche ai campani e ai napoletani. Lo so che arriverete anche da lì. Cancellata la lieve entità dal reato di spaccio di droga. Il decreto sicurezza Palazzo Madama, guarda caso, quello che gli amici pidini, mamma mia, fumo negli occhi, ragazzi. E anche lassù, a chi ti riferisci, Sammy Varin? Pare che qualcuno non lo voglia far passare questo decreto sicurezza. Così i pusher di strada finirebbero in galera, ragazzi. Cancellata la lieve entità dal reato di spaccio di droga. E siete un po' nella merda tutti quanti voi, che amate queste cosettine. La sinistra si indigna e invoca la legalizzazione. In Senato votata anche la stretta sui furti in abitazione e per frenare ladri e borseggiatori. Ragazzi, domani in Piazza Duomo anche per questo. Fabio Rubini lo scrive solo sul quotidiano Libero oggi a pagina 13. Presto anche lo spaccio di droga di lieve entità sarà punito con la galera. A stabilirlo è un emendamento votato ieri al Senato, dove è in discussione il cosiddetto decreto sicurezza. Il primo firmatario, Marco Lisei di Fratelli d'Italia, ha spiegato che si tratta di un provvedimento con cui si dà una forte streccia allo spaccio di droga in strada. La finalità è quella di
limitare la concessione della lieve entità per lo spaccio. L'emendamento è stato rivendicato e sottoscritto anche dalla Lega e con l'ex ministro Stefani ha spiegato che con questa stretta lo spacciatore non potrà più avvalersi dell'attenuante della lieve entità e quindi si partirà dalla pena più grave che prevede da 6 a 20 anni di reclusione e multe fino a 260.000 euro. E ha ringraziato il sottosegretario Stellari e Molteni per aver lavorato a questo risultato. Nessuna tolleranza, come vorrebbe la sinistra, per tali reati che più di altri macchiano la nostra città. Chi vende morte sarà punito severamente. Ma attenzione, l'articolo prosegue parlando di questa importante legge sulla sicurezza che contiene tante cose belle, già che non piacciono per niente alla sinistra e che quindi chiaramente vuole fermare tutto quanto, compreso appunto quel decreto sicurezza che deve essere approvato entro il 25 aprile, altrimenti si sgonfia pure quello. Ma noi gonfiamo e come pompa il qui Parlamento. Ebbene sì, ci colleghiamo con una nuova entrata che ha preso il posto del nostro capo Umberto Bossi. Ci colleghiamo nel qui Parlamento con Manuela Maffioli. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, celebrare gli anniversari, affrancandoli dalla retorica, scongiurando operazioni di maniera, consente importanti occasioni di riflessione, anzi di coscienza e di condivisione. Per questo è importante ricordare oggi i 100 anni della scomparsa di Giovanni Amendola, politico, giornalista. A lui il ricordo è intitolato l'INPGI, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Appassionato e studioso di filosofia che proprio in quest'aula ha svolto gran parte della sua attività difendendone l'estrema importanza e che peraltro ci troviamo a ricordare oggi proprio in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Nasce infatti a Napoli il 15 aprile 1882 e cresce poi a Firenze e a Roma, dove si sostanzia la sua formazione. La passione politica si manifesta presto e a 15 anni si iscrive alla Gioventù Socialista. Sarà deputato del Regno d'Italia dal 1919 al 1926 nelle fila di Democrazia Liberale e nel 1922 ministro delle Colonie. Parallelamente nutre anche l'altra grande passione, quella per il giornalismo, appunto. Collaborerà a numerose testate, era quel periodo del Novecento di grande fervore editoriale, da La Capitale a Leonardo, al Rinnovamento, dall'Anima alla Voce, dal Resto del Carlino al Corriere della Sera, della cui redazione romana diventerà poi responsabile. Figura di intellettuale liberale, in dialogo con Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, coerente e coraggioso, capace di dire no anche a costo della vita. No allo scioglimento imposto in tutta Italia di molte sedi socialiste, pagando con l'arresto l'opposizione alla chiusura della sede romana. No al governo Mussolini insediatosi a seguito della marcia su Roma per i limiti che aveva imposto al Parlamento, tanto da dare in seguito vita alla cosiddetta secessione dell'Aventino, in cui coalizza le opposizioni socialista, cattolica e liberale, astenendosi dal proseguire i lavori parlamentari. No alle forze estreme nell'affermazione dell'esistenza di quelle democratiche. Dittatura fascista e dittatura comunista, dichiara, sono entrambe oppressione della maggioranza, sono negazione della sovranità popolare, nei nostri confronti quindi sono allo stesso piano. A causa delle sue posizioni critiche verso il regime, subisce frequenti intimidazioni e aggressioni per mano di squadre fasciste violente che sfociano nell'aggressione del 1923 a Roma, quando viene bastonato e ferito alla testa. Nel 1925 è di nuovo pesantemente aggredito a bastonate e riporta ferite e conseguenze che nel volgere di alcuni mesi ne causano la morte, avvenuta in Francia, dove si era ritirato. Un'esistenza di testimonianza, la sua, di affermazione di principi e valori, di lotta estrema per la libertà, di pensiero, di parola, di azione, che induce a guardare alla sua figura come esempio non fosse altro che per la strenua difesa delle prerogative del Parlamento, istituzione rappresentativa democratica. Emblematico il suo epitaffio:
cui vive Giovanni Amendola, aspettando. Che i suoi insegnamenti siano di esempio per tutti, soprattutto per i giovani, affinché valori come il rispetto e il confronto pacifico nel pieno esercizio della democrazia possano sempre prevalere su ogni assolutismo e su ogni forma di sopruso, senza che altri debbano in futuro ancora aspettare. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. For my people. Every time we need, every step we make, like Jesus. Every time we shout, every time we glory, Jesus. Every time we need, every step we make, like Jesus. Every time we shout, every time we glory, Jesus. Every time we shout to the meaning of our Jesus. Every time we shout to the meaning of our Jesus. Mother, breathe for my children. Mother, pray for my people. Every time we need, every step we make, like Jesus. Every time we shout, every time we glory, Jesus. Every time we need, every step we make, like Jesus. Every time we shout, every time we glory, Jesus. Every time we shout to the meaning of our Jesus. Every time we shout to the meaning of our Jesus. Sembra Christian Music, ma non lo è, signori. E la Christian Music ce l'abbiamo il giovedì alle 9, oggi è venerdì. Lui è Alessandro Falchi, detto Andro. Questo pezzo si intitola comunque Amen. È un'invocazione contemporanea che fonde elettronica e spiritualità, un manticato di sensazioni positive e un'analisi dell'umanità che, lo sappiamo, come è messa, è alla deriva. Cerchiamo anche un'analisi spirituale ogni tanto, la facciamo insieme, preghiamo insieme e diciamo buongiorno. Benvenuti su Radio Libertà, sono Sammy Varin. Israele e Libano, iniziata una tregua di 10 giorni, è la bella notizia che oggi trovate sui pochi quotidiani in edicola, visto che oggi era sciopero, ma c'è anche la frase di Trump, un po' meno felice, ma ormai ci siamo abituati. L'Italia non ci ha sostenuto, noi non la sosterremo. Ok? Giro di WhatsApp al 340-6709-659, poi proseguiamo con la rassegna stampa perché ci sono cose buone anche sui pochi quotidiani che ci sono fuori, ma vi ricordo che alle 11 arriva Matteo Salvini. Diretta con il ministro delle infrastrutture, segretario della Lega, oggi ore 11. Se volete fargli una domanda inviate un whatsappino a Sammy Varino allo 340-6709-659, ma dopo le 11 apriremo anche le linee allo 0292947222. Sammy, mi spiace tanto per i difensori dell'ordine pubblico che domani dovranno fronteggiare quelli dei centri sociali per quello che percepiscono. È vero, ma perché la prima manifestazione dopo troppo tempo che non siamo più scesi in piazza? Non è troppo tardi?
No, Graziella, anche perché la nostra manifestazione principale è Pontida, lo sai bene, ci si ritrova lì a mettere sul palco gli argomenti importanti, ma oggi come oggi c'è veramente bisogno di rigonfiare, ridare vitalità a questo governo, ma soprattutto mettere su un palco non solo italiano ma anche europeo quelli che sono gli argomenti che interessano ai cittadini. Ciao Sammy, io non posso esserci alla manifestazione, ma le mie preghiere ci saranno. Che vada tutto bene, che ci sia un fiume di patrioti e quella marmaglia di zecche rosse vengano inghiottite dalla loro montagna di merda che producono. No, no, no. Prendiamo le distanze da questi linguaggi, così parlano loro, ragazzi miei. Semplicemente li facciamo fare la loro manifestazione, sperando che non rompano niente questa volta, e noi ci facciamo la nostra. Ciao Sammy, il giudice che ha assolto Saviano sarà uno di quelli che tifava per il no al referendum? Aspettiamoci altre sorprese da questi giudici che hanno mano libera e devono far sentire che comandano loro, non il governo. Gli italioti sono proprio dei coglioni. Enzo da San Mauro. No, non sono dei coglioni, semplicemente hanno approfittato per protestare contro uno status quo anche psicologico che stiamo vivendo in questi anni e non possiamo negarlo. Ritorniamo sul quotidiano Libero solo per qualche istante per ricordarvi l'editoriale bello del nostro direttore Giovanni Sallusti, lo trovate sul quotidiano Libero, che si intitola Doppio pesismo rosso. Insultare è legittimo se ti chiami Saviano. Assolto per gli attacchi a Salvini e vi racconta tutto quanto, ma parleremo direttamente sia con il nostro direttore alle 9:30 che poi alle 11 quando arriverà il segretario della Lega. Tutrice e curatrice irremovibili, la famiglia Del Bosco resti divisa, una situazione che si protrae da quasi 5 mesi, scrive Libero. Parere negativo ma non vincolante delle operatrici rispetto alla richiesta di ricongiungimento avanzata dai genitori. Il termine ultimo per la decisione del giudice è fissato per il 15 maggio. Ancora attesa. Sembra veramente incredibile. Giro di nuovo la pagina, anche qui, signori, pompa la pompa, ma attenzione a cosa si pompa. Carburante allungato e impianti irregolari, boom di raggiri alla pompa. Non bastavano le oscillazioni del petrolio, da Roma alle Marche, da Napoli a Cuneo. Si moltiplicano le denunce di gestori di distributori che taroccano gasolio e benzina per guadagnarci di più. Su oltre 1.000 controlli delle fiamme gialle accertate irregolarità nel 73% degli impianti. Ragazzi, non ci posso credere. Attenzione, se qualcosa non funziona nella vostra auto, fateci un pensierino, perché potrebbe essere anche il carburante taroccato. Questo non vuol dire di andare lì dal gestore e spaccargli la faccia, mi raccomando, però potrebbe esserci anche questo problemino. Giro di nuovo la pagina, l'assalto a una banca, oggi ricominciano anche i telegiornali e vedrete i particolari. Assalto a una banca nel cuore di Napoli, ostaggi, teste di cuoio, fuga sotterranea. A Napoli una rapina da film, 25 persone tenute sotto sequestro liberate dopo trattative, i criminali scappati dalle fogne. Per ora impossibile quantificare il bottino perché nessuno sa cosa ci fosse nelle cassette di sicurezza. Giro di nuovo la pagina, ecco come funziona l'app europea per limitare i social agli under 16, ne abbiamo parlato anche ieri. La sperimentazione in 5 paesi UE, tra cui l'Italia, permette di verificare l'età dell'utente, si configura con un documento di identità, non viola la privacy, è open source, dunque le piattaforme più diffuse possono utilizzarla, ma c'è anche qualche polemica. Soprattutto è la Francia che mira a rendere subito obbligatoria la soglia dei 16 anni per utilizzare i social. L'iniziativa non ha il favore di coloro che si opposero al Green Pass, perché è un controllo, capisci? Ancora, quotidiano Libero, altro che fuggi, nuovo assalto al BTP, i titoli di Stato vanno ancora a
ruba. E infine da Milano, piazza Leonardo sprofonda tra il Fortino Propal e la tendopoli dei clochard. Se vai in piazza San Leonardo, dici, cosa preferisci? Preferisci il Fortino Propal o la tendopoli dei clochard? Non sai se andare di qua o di là. Una parte dei giardini è ancora occupata da tavoli e manifesti dei pro Gaza, mentre nell'erba alta dimorano i senza tetto, residenti infuriati. Chi controlla? E secondo voi chi se ne deve occupare? Oggi è il caso di pensarci. Contattate l'amico leghista o la sezione della Lega a voi più comoda e prenotate il pullman per andare a manifestare domani pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. Senza paura, signori, senza paura, perché qualcuno la vuole davvero instillare la paura. Il Giornale: Trump, Teheran rinuncia al nucleare, tregua in Libano. E solo questa notizia, ripeto, vale la pena di cominciare questa giornata, di alzare il culo, fare 2 passi, ma poi tornate perché alle 11 arriva Salvini. Disse sui social: Salvini ministro della malavita, Saviano viene assolto. E il vice premier ha in mente di querelarlo di nuovo. Matteo Salvini può essere insultato se a farlo è un intellettuale progressista, per giunta in vena di citazioni, come Roberto Saviano. Qualcuno trarrà questa lezione dalla sentenza pronunciata ieri dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, che ha assolto lo scrittore. Siamo sul quotidiano Il Giornale, entriamo all'interno, segnali di pace, un doppio paginone con da una parte l'annuncio degli USA, tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, dall'altra Hormuz nucleare, prove d'intesa, regime pronto a fare passi avanti, quindi consegneranno l'uranio, ha detto Trump, ora più probabile un accordo, e noi siamo qui naturalmente che preghiamo. A proposito di preghiere, Leone, Leo per gli amici, guai a usare Dio per i conflitti. E poi la terribile notizia, che oggi è anche sui siti elettronici, 6 settimane prima dello stop aereo. Quindi bisogna risolverla questa cosettina di Hormuz. Dopo Hormuz, Europa a secco di carburante. Crisi più grave di sempre. In un mese il jet fuel è costato 29 milioni di euro in più per le compagnie aeree. EasyJet, meno 6%, ha annunciato un aumento delle perdite ante imposte fino a 560 milioni. Chiaramente c'è paura, c'è timore, ma io, che sono assolutamente ottimista, sono certo che questa cosa finirà. Senza paura, motivo in più per scendere in piazza, anche questa cosa dei carburanti, di questa Europa. Gli vogliamo tirare fuori i soldi, vogliamo togliere il vincolo del patto di stabilità, lo vogliamo urlare tutti insieme ai leader europei domani pomeriggio a Milano in Piazza Duomo? Guardali qua, te li faccio vedere i leader europei, eccoli qua, i patrioti che saranno sul palco domani pomeriggio in Piazza Duomo a Milano, oltre naturalmente ai big della Lega, e che non volete incrociarli e salutarli. Domani 18 aprile ore 15 Milano Piazza Duomo, basta guerre a famiglie e imprese. Sforiamo questo patto di stabilità per il bene della nostra gente, per la vita della nostra gente. Giro la pagina, siamo sul quotidiano Il Giornale. Aumento dei flussi in vista. Sì, si parla di immigrati. Tu dici, ma noi facciamo la rimigrazione, quindi zitto! Zitto che poi ci sentono i comunisti! Non la facciamo la rimigrazione, c'è già. Le espulsioni ci sono da sempre. Semplicemente bisogna cominciare a farle in maniera più seria. Aumento dei flussi in vista. Avanti col piano Albania. Meloni riceve Rama, lo abbiamo visto, inchino, e lui fa sempre così. Lei dice perché così siamo alti uguali. Chiaramente sono motivi di divertimento per tutti noi giornalisti. Meloni riceve Rama, i centri extra UE funzionano, è chiaro che adesso per la guerra aumentano anche gli sbarchi e
il quotidiano Il Giornale parla di un qualcosa che vi piace molto, ipotesi blocco navale. Ho detto qualcosa? Non ho detto niente. Saviano assolto, per i giudici si può dire Salvini malavitoso, ma in taglio basso sul quotidiano Il Giornale Oara Borselli intervista il vice segretario della Lega Claudio Durigon. I fascio-comunisti vogliono impedirci di parlare di pace. Così il vice segretario della Lega in piazza a Milano per una nuova idea di Europa. Il rischio di una recessione è concreto, va fermato il patto di stabilità al più presto. Ragazzi, è da urlare questa cosa, ci devono sentire fino a Bruxelles, a Strasburgo, vogliono silenziarci. Poi partecipano a manifestazioni contro le istituzioni, gli amici di sinistra. Tutta da leggere l'intervista con Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, che tra gli argomenti importanti della manifestazione di domani, pace, lavoro, sicurezza, questi sono gli argomenti cardine, ma gli altri argomenti ce li mettete voi sul palco, è minimo, e li state già mettendo adesso con decine e decine di messaggi WhatsApp per Matteo Salvini, che arriverà alle 11 al 340 6709 659. Durigon quindi sul quotidiano Il Giornale, assolutamente imperdibile, mentre altrettanto imperdibile è Veltroni, a pagina 16. Veltroni guarda al Colle. E non è male, un Veltroni al Colle, veramente mi manca la collezione di Figu. Veltroni guarda al Colle e attacca i suoi. Le mosse del fondatore PD, scrive oggi Giuseppe Alberto Falci, riprendendo quello che ha scritto sul Corriere. Veltroni non ha risparmiato critiche alla sinistra, pensi al paese anziché alle primarie. E secondo Falci, non solo, guarderebbe al Colle. Anche perché, lo sapete, il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il Presidente della Repubblica, e quindi se non ci fosse una maggioranza di centrodestra più che interessante, se lo rieleggono di nuovo un altro presidente comunista, tra virgolette, non oserei mai. Il quotidiano Il Tempo apre invece con i Gattopardi. Dopo lo scoop del Tempo, gli insulti cretini, senza neuroni, non hanno massa critica, ecco le nuove intercettazioni shock. In pubblico sono arcangeli dell'antimafia, in privato insultano Borsellino, i familiari e chi li indaga. Ex PM di sinistra non hanno mai creduto al dossier mafia e appalti, signori. I Gattopardi, prosegue lo scoop del quotidiano Il Tempo. Ma io entro subito all'interno, come vi dicevo a pagina 2, le nuove intercettazioni shock, e soprattutto girando nuovamente la pagina si arriva ad Achille Occhetto. Lui non ha velleità di fare Presidente della Repubblica, ma forse mi starebbe più simpatico di Veltroni. Cosa ne dite? Ashline e agli altri dico: non c'è niente di semplice, la vittoria bisogna sapersela guadagnare. Grande Achille Occhetto, l'ultimo segretario del partito comunista, conferma l'analisi del Tempo. Il voto a referendum non è sovrapponibile a quello sui partiti, quindi c'è poco da festeggiare. Intanto però Elli è sempre più di lotta e di governo. La strategia è distinguersi da Conte e la segretaria va a Barcellona dai socialisti. Altro che difesa di Meloni da Trump, si sta preparando alle primarie. Giro di nuovo la pagina, ancora sul Tempo. Il governo deve reagire allo stile trampiano degli attacchi anti-Meloni. Ecco qua, interessante questa analisi che fa Gianni Pilo, che è un ex deputato. È vero, ci vuole strategia adesso per risollevare il centrodestra dopo il referendum. Come sopraffare il fango gettato dalla sinistra per screditare l'esecutivo. È interessante questo articolo, ripeto, oggi lo trovate sul quotidiano Il Tempo a pagina 5, perché spiega che dobbiamo davvero riprenderci il bandolo della matassa, dettare i temi della discussione pubblica, mettere
mettere, lo ripeto, sono monotono, sì, mettere davvero sul tavolo, e domani pomeriggio lo metteremo sul palco, il problema degli italiani, i problemi degli italiani, e farli sentire anche in tutta Europa, capisci? Per rifondare questa Europa. Non è una manifestazione contro noi stessi, che stiamo governando noi della Lega, e purtroppo domani ci sarà praticamente solo la Lega, ufficialmente in questa manifestazione. Qualcosa mi dice che ci sarà anche gente non Lega, perché gli altri alleati di centrodestra, oh no, si parla di remigrazione, che la Lega manco l'ha detta remigrazione, oh no, meglio di no, meglio di no. Ragazzi, non è una manifestazione contro il governo, siamo al governo, ma siamo un piccolo spicchio di governo, purtroppo piccolo perché la Lega l'avete votata in pochi. Il cambiamento lo si può fare, la ruota gira, l'ingranaggio pian piano fa cambiare la traiettoria del governo senza però farlo uscire dai binari. Questo è il lavoro che dobbiamo fare quotidianamente, ed è per questo che vi chiediamo domani di venire in Piazza Duomo per mettere in piazza i veri problemi degli italiani. D'accordo? Spero di sì. E comunque, ribadendo, bello questo articolo che trovate a pagina 5 del quotidiano Il Tempo, dove si danno consigli. Quelli che poi, ripeto, siete grandissimi voi ascoltatori, voi che mi state scrivendo adesso al 340-6709-659, e lo sapete, alle 11 arriva Matteo Salvini, leggerò a lui i vostri messaggi e cercheremo di confutarli insieme. Superare il patto di stabilità. Ecco cosa portare a casa dall'Europa di von der Leyen. La battaglia sull'allentamento dei vincoli di Bruxelles può incidere su salari, tasse, sanità, servizi fondamentali. Lo Stato potrebbe spendere più soldi per gli investimenti. Ecco cosa chiedere all'Unione Europea domani in manifestazione, e lo scrive a pagina 6 il quotidiano Il Tempo con Francesco Storace. Con regole meno rigide si subiranno meno pressioni per il taglio immediato della spesa pubblica. La Commissione potrebbe autorizzare delle aperture su innovazione e industria, spese che non pesano sul deficit. E invece prosegue con il green, ragazzi miei. Giro la pagina, signori, sul quotidiano Il Tempo oggi intervista a Candiani, il leghista sul corteo dei patrioti. La sinistra vuole i migranti perché punta ai loro voti. Domani in piazza con i cittadini stanchi delle follie europee. Grandissimo Stefano Candiani, deputato alla Camera per la Lega. Chi si aspetta a sinistra di vedere Frankenstein o uomini e donne con le antenne verdi resterà deluso. Scenderanno in piazza persone normali, intelligenti, rispettose e dotate di buonsenso, stanche però di regole, di impostazioni che stanno rendendo ogni giorno più complicata l'esistenza agli italiani. Stefano Candiani, deputato della Lega, replica così alle 1000 polemiche sulla manifestazione che sarà domani a Milano, denominata Senza paura in Europa, padroni a casa nostra. I temi principali: regole continentali, patto stabilità, assurde impostazioni. È l'ora di dire basta e di alzare la voce quando l'Unione Europea ci impone direttive che vanno a peggiorare la vita dei nostri concittadini, soprattutto l'agenda green in questi giorni, signori. È un consiglio del Semivarin, ce la rimettiamo in tasca, la ritiriamo fuori un po' più avanti. Abbiamo bisogno di dare maggiore sicurezza agli italiani, ma non solo quella urbana, quella relativa all'ordine pubblico, peraltro molto importante. Vede, le dinamiche economiche, quelle sulla sicurezza, sono strettamente correlate. Le faccio due esempi di due dinamiche che oggi preoccupano le persone intelligenti: le bollette e più in generale il costo dell'energia e l'agricoltura. Ci saranno decine di trattori domani che gireranno per Milano e arriveranno in Piazza Duomo. Io un giro in trattore lo voglio fare. La revisione della PAC a livello europeo, questa cosa dell'agricoltura, ragazzi, è una presa per il culo per i nostri contadini. È assolutamente insostenibile. Si parla spesso di accise. Quelle sul gasolio sono state aumentate
per un'imposizione dell'Unione Europea, lo sapevate? Che ha chiesto di bilanciarle rispetto alla benzina per disincentivare l'uso del diesel. Un'altra roba green, avete capito voi che ogni giorno maledicete il benzinaio? Peccato che camion e trattori vadano tutti a diesel e che tutti i prodotti che vi arrivano al supermercato vanno a diesel. Ci saranno ospiti internazionali domani alla manifestazione della Lega in Piazza Duomo. Come no? Ci sarà Bardellà e altri importanti esponenti del gruppo dei Patriot, ma soprattutto ci saranno tante persone oneste che lavorano ogni santo giorno e vorrebbero che le istituzioni europee migliorassero le loro condizioni, non le peggiorassero. Ragazzi, il famoso, tutti in coro, Pepe in culo. Bravo Simone, l'ha imparata. Però la sinistra ha tanta paura della vostra manifestazione? Guardi, risponde Stefano Candiani, parto dal fondo. Alla fine di ogni manifestazione della Lega non resta mai nemmeno un foglio per terra. La sinistra, al contrario, ha la coda di paglia, perché quando scendono loro in piazza ci sono spesso anche gli antagonisti che spaccano tutto. Loro hanno fatto eleggere la Salis, che occupava le case altrui e manifestava con soggetti quantomeno discutibili. Prosegue. Oh, c'è una battuta anche su Vannacci, e Vannacci che ha ribadito la necessità di aprire gas russo al commercio con Mosca. Qual è la sua posizione? La pensa come me, in effetti, Candiani. Vannacci insegue, è vero, è come un pappagallo. Oh, lo amiamo Vannacci, lo amiamo. Io sono stato un boccalone che ti ha creduto, Vannacci, ma ti amo, lo dico ufficialmente. Vannacci insegue, perché questo è un nostro tema. Matteo Salvini è stato il primo a dirlo: riaprire al gas russo. Ragazzi miei, qui non si tratta di essere filo russo, voglio chiarirlo senza mezzi termini, ma di guardare alla realtà dei fatti, dice Candiani. È evidente che occorra pragmatismo. La Francia ha comprato il gas russo fino allo scorso anno, fregandosene delle imposizioni europee. Noi abbiamo voluto fare i primi della classe. In ogni caso preferisco pensare che presto ci sarà una riapertura di quel dialogo, perché la guerra in Ucraina finirà. E ne siamo certi anche noi? Assolutamente sì. Giro la pagina, sono ancora sul quotidiano Il Tempo, perché è interessante anche a pagina 9 l'intervista a Reza Pahlavi. Sì, è il principe ereditario dello Shah di Persia. Il mio ruolo nella transizione verso un nuovo Iran, laico e libero. In esclusiva per Il Tempo parla il principe ereditario, che dice: l'Europa sostenga con più forza il popolo iraniano contro il regime. Tutta da leggere, pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Oggi pochi giornali, ma assolutamente buoni. È il caso di uscire di casa e fare qualcosa. Il quotidiano La Verità, in centropagina, anzi in taglio alto, bellissimo l'articolo di Mario Giordano. È da comprare anche questo, €1,50 e li potete anche spendere. Non siamo più padroni a casa nostra. Si intitola proprio così l'articolo di Giordano sulla Verità. Stranieri violenti nelle strade, imam che fanno sposare bimbe di 9 anni e poi fanno lezione agli studenti italiani. L'unica via per salvarci è e lui lo dice, remigrazione. Mario Giordano riassume le cose successe non negli anni, signori, ma nelle settimane, nei mesi qui nel nostro paese. E di spalla Giorgio Gandola la racconta giusta. Domani la Lega in piazza, è ora di alzare la voce per farsi rispettare. In centropagina, l'Europa finanzia Putin e affama Zelensky. Ipocrisia dei burocrati non conosce limite. Dallo scoppio della guerra nel 2022 i paesi dell'Unione Europea sono i principali compratori mondiali di gas russo, più ancora degli asiatici. Intanto Bruxelles impone i suoi balzelli green anche agli ucraini, che con l'altra mano riempie di quattrini un atteggiamento suicida. Ragazzi, tanta roba buona anche sul quotidiano La Verità, che magari riusciamo a leggiucchiare un po' più avanti quando ci ritroviamo alle 11 con Matteo Salvini.